E mi pare che sia stato l'unico a fare una discesa con gli sci ai piedi. Senz'altro, una grandissima soddisfazione raggiungere la cima, la prima discesa italiana, il primo uomo che ne poteva scendere da essa con gli sci e quindi la fatica di 17 giorni nel salirla è stata ripagata da tutto questo. Io ho calzato gli sci per scenderne dalla vetta, non sentivo più la fatica, talmente era la soddisfazione. Per quanto riguarda le difficoltà tecniche, ho trovato pendenze che si avvicinavano ai 50 gradi, sotto i 5.000 metri, e la lunghezza dal campo base in vetta che ho percorso è stata di 50 km, con un freddo verso la vetta di 40 gradi sotto zero. E quanto tempo ha impiegato per la discesa con gli sci ai piedi? Se avessi, se non mi fossi fermato, credo che in 8-9 ore sarei stato al campo base. Contro 17 giorni di salita.